Buon pomeriggio signori, ben ritrovati, io sono il Lord Pierce, siamo venuti qui in un'altra partita per vedere come andrà questa battaglia elleno-anatolica o anato-ellenica, a seconda di come la volete chiamare. Una battaglia che ci vede per ora abbastanza in equilibrio. Abbiamo recuperato Sinope, abbiamo attaccato Ankyra che era stata fondamentalmente lasciata ai nostri rivali alla nostra mercé. A Mazaka mi sembra che abbiamo fatto un saccheggio, sono abbastanza sicuro, si vede un meno 61, quindi sì, mentre invece Tarsus abbiamo delle truppe. Però sul confine abbiamo delle altre truppe nemiche che potrebbero darci sicuramente dei fastidi, e poi abbiamo tante truppe nemiche nelle posizioni subito al confine con noi, quindi dobbiamo stare molto molto attenti. Un'altra cosa di cui dobbiamo preoccuparci è la nostra flotta, che sta avendo delle problematiche di penuria di materiale, mettiamola così, quindi stanno perdendo uomini, perciò dobbiamo reintegrarla in un porto e io quasi quasi la vorrei mandare dal nostro alleato. Me lo fa? No, non me lo fa fare. Allora la portiamo a Nicomedia per cercare di recuperare un po' queste perdite dovute al logoramento. E poi ragazzi, la situazione è veramente calda nella parte spartana, perché finalmente Sparta si è mossa e con i compagni del Cerbero puntano a Farsalo. Per fortuna che noi abbiamo lasciato qui la legione Nona Rapax, che sarà sicuramente in grado di poterci difendere in maniera egregia. Purtroppo non siamo riusciti a fermare con la spia nello scorso episodio i vagabondi di Odisseo, che arriveranno sicuramente a darci delle problematiche a Farsalo. Noi abbiamo una sola legione, perciò quella dobbiamo essere in grado di mantenere. Nel frattempo a nord siamo sotto attacco in realtà da Treverorum e dagli Iceni, che però mi sembra non abbiano particolari truppe inviate perlomeno nei nostri territori. Esatto, proviamo ad andare da questa parte a vedere Treverorum se ci mostra qualcosina, ma non lo vedremo in questo episodio. Intanto loro sono in posizione, sono in posizione fortificata in attesa. Sicuramente ragazzi uno dei pericoli più grandi che abbiamo è il cibo, perché siamo a meno 15, quindi siamo in tempo di carestia e siamo anche in autunno, quindi insomma, bene ma non benissimo. Bene ma non benissimo. Ora prendiamo la nostra Nona Rapax. Scusate, sì, no, Nona Rapax. E andiamo a attaccare i compagni di Cerbero. Perché ragazzi, dobbiamo anticipare. Come vedete, siamo a livello di stelle, loro molto molto più avanti, con Demetrio che guida un gruppo molto corposo di uomini. Mentre noi invece abbiamo dalla nostra Appio Quinto Silano, che non è un grandissimo generale, un generale di livello medio, ecco, però si è distinto in battaglia numerose volte, e vediamo se riuscirà a vincere contro gli Spartani. Spartani molto molto addestrati, come appunto sappiamo, però hanno anche tante unità scrause di quelle... e cavalleria hanno solo, mi sembra, dei tiratori, quindi sono forti nella parte centrale dell'esercito, ma non nei lati, e noi li proveremo a pestare. Quindi signori, benvenuti in una nuova puntata di Round 2 Total War con la Divided Impera. Allora iniziamo con l'asciutto, quindi iniziamo lo schieramento. Siamo noi in posizione di attacco e questo è il loro campo. Questa cosa gli darà sicuramente il vantaggio, però ragazzi dovevamo per forza attaccarli, non c'è alternativa. Allora io sposterei lo scorpione qua, in modo tale da riuscire a beccare un po' tutti. Ecco, questa direzione qua, poi vedremo un attimo. Gli mettiamo della cavalleria di scorta, questo giro la cavalleria sarà solo difensiva, e poi vedremo cosa farle fare. Perfetto, per evitare che venga caricata ancora la cavalleria. Poi mettiamo tutto... No, disponiamo le legioni, cioè scusate, i manipoli a legione offensiva, quindi a testuggine offensiva. Ok, e ce li abbiamo qua. Facciamo un bel giro. Teniamoli larghi, in modo tale che le frecce stiano ben lontane da noi.
Ok, perfetto. Ora il tiro lo mettiamo subito dietro. Ok. La legione la mettiamo qui e anche il nostro generale, perché dovrà dare manforte a livello di morale alle nostre truppe. Direi che ci siamo. Andiamo a fare la formazione di gruppo e iniziamo la battaglia. Portiamo avanti un po' questi uomini. Loro anche devono andare in avanti, però tirate quando ve lo dico io. E li posizioniamo qua. Ok, e ora aspettiamo. Loro vengono fuori. Ci vogliono affrontare fuori dall'accampamento. Ok. Cavalleria che già inizia a rompere le scatole. Maledizione. Attenzione. Noi continuiamo su questa falsariga. No, così no però. Così, le ridisponiamo un attimo. Così. Ok, qui c'è del tiro, va bene, ottimo, va bene così. Ok, perfetto, togliamo queste qui che ci rompono solo le scatole. Allora, va bene, adesso io direi che qualche tiro qua me lo puoi fare. Eccoli qua, partite le pietrate. E qualcuno in faccia l'avremmo preso, eh. Attenzione. Ok, bene, qualche schiaffone. Allora, fermi. Se no mi colpite la mia di cavalleria. Ok, qui ci sono degli arcieri. Perché no? Perché no? Attenzione da questo lato. Attenzione, attenzione, questi ci caricano. Grande mossa loro. Ok, vai con gli arcieri. Dietro. Allora, portiamo questi in avanti. Attenzione alla cavalleria. Attenzione. Attenzione, questi si allontanano. Lasciamoli allontanare. Portiamo la cavalleria qua. E ora fuoco su questi, che sono tanti, milioni di milioni. E prenderanno gli schiaffoni. Ok, attenzione perché questi. Attenzione, siamo bersagliati dalle frecce. Ok. Benissimo. Ottimo tiro da parte della corte. Questi hanno rotto le scatole. Colpiteli. Ok, le frecce ci sono. Perfetto. Avanzare. Ok, tu ti sei liberato. Puoi avanzare. Andiamo a chiudere questo lato. Andiamo a chiuderlo. Qui le cavallerie stanno facendo un po' gioco a sé. Tirate qua. No, anzi, qui avevi ragione. Tira qua. Ok. Non la migliore formazione per attaccare. Ok, forza. Benissimo. Ok, qui cavalleria ha fatto il suo gioco. Andiamo qua. No, non ancora, scusate. Sono stati intercettati, ma pensavo li avesse fatti fuori. Invece in realtà no. Ok. Si ci provano, ma non so cosa vogliano fare. Sono qua loro. Ok, 52 su 90. Ok. Questi me li ero persi. No. Andiamo qua. Ok. Ok, questi instabili. Ok,
Che c'è un continuo scontro in questa zona. Ma adesso, ok, la cavalleria è stata mandata in fuga. Ottimo. Andiamo qua. Dai scorpioni, forza, forza, tirate. Mamma mia, che spostamento di truppe. Che colpi. Ah, attenzione, si sono accorti. Si sono accorti. Tirate, tirate, tirate. Bellissimo questo colpo. Bellissimo. Però ce lo intercettano. Vabbè, dai, ce l'hanno intercettato, ormai è andata. Purtroppo. Allora, tu vieni di qua. Ok, generale, muoviti e vai da questo lato. E prendiamo gli arcieri e questi opliti spartani. Forza. Ok, corte. Scusate, gli arcieri loro, i giavellottisti sono andati. Ottimo. Ottimo. Ok. Corte di qua. Ok. Allora, io direi andatevi a prendere questi, poi saliamo. Ottimo. Qua ormai purtroppo è andata così. Mi ho perso una unità probabilmente. Sì. Ok. Vai ragazzi, lasciateli andare quelli. Vabbè, qua ragazzi, man bassa, man bassa. Andiamo a massacrarli. Questi andiamo a intercettarli. Qua mi sa che una manipolo ci ha lasciato. Maledizione. Andiamo qua. Ma se vi dico di riprendere le macchine d'assedio? Avete del tiro ancora? Vediamo. Bene, intanto qui gli arcieri sono andati. Bravo generale. Ok. Bene, qui lampeggiano, però insomma non siamo messi proprio al top gamma. Ok, qua abbiamo ripreso le macchine, possiamo sparargli, però vediamo se riesco a colpire questi senza centrare i miei, che la vedo dura, però proviamo. Dai, qualcosina l'abbiamo fatto, Guarda qua, ancora. Buono, buono. Sono dei bei proiettili, Ok, cavalleria rientrata. Andiamo qua. Schiacciamo il nemico. Forza. Allora, spostiamo la corte di qua. Ok. Andiamo a prendere questi. Qua la situazione si è un po' fossilizzata. Queste cos'è? Un'unità di cavalleria. No, spostiamoci. Di qua dritti. Forza. Tanto qui la cavalleria continua a punire. Ottimo. Qua purtroppo è così. Qua cerchiamo di far collassare i vari fronti, però non è facile. Vieni qua, Roma. Ok, perfetto, questo lato è andato e ora si punta sul generale. Come sono messi male questi, Qui stiamo andando a prendere gli arcieri che si stanno rifuggendo dentro al forte, ma noi... Ok, li abbiamo presi, perfetto. Torniamo qua. Bene, qui è andata male. A loro. Ah, no. No, di spada no, ragazzi.
Ok, andiamo avanti con il nostro generale. Adesso diamo qualche boost magari. Ok, attacchiamo qua con la formazione a cuneo. Passati da parte a parte, ottimo. Godo. Attenzione perché il nostro esercito è abbastanza messo male, conciato malino. Conciato malino. Livello di truppe rimanenti, però va bene, dai. Perché mi preoccupa l'altro esercito che c'è poi dopo questo, però per ora se ne sono ripresi, li rimandiamo in combattimento. Generale completamente circondato, guardate. Completamente. Guardate quanti romani. Vabbè. Intanto arriva la cavalleria anche da questo lato. Ottimo. Scende il morale molto velocemente. E ottimo. Ok, perfetto. Arrivano dei pilum dall'esercito che era scappato. Però continuano a combattere. Attenzione, addirittura i miei iniziano a subire problematiche. Ostica. Tiriamo fuori la nostra cavalleria da qua prima che ci diano delle problematiche. Attenzione. Quindi non posso utilizzarli. Mamma mia, il generale spartano quanto resiste. Anzi, andiamo a prenderci... no, una se n'è andata. Ok. Dai, cuneo, via. Attenzione, tu magari... vabbè, dopo ti ci mando dopo. Wow. Dov'è il mio generale, scusate? Ah, qua. Ok. Diamogli un boost. Mi ispira anche. Ok, sono ceduti con l'attacco di cavalleria, ottimo. Andate a prendere questi. Tanto passate in mezzo, rompete le file degli opliti spartani. Ottimo. Generale sta anche lui mollando. Vorrei vederlo. Dai. Arriva uno dei nostri. Ok. Ok, è perfetto. Anche il generale Demetrio ci lascia. E poi sarà anche magari il capo, Ok. Perfetto. Ottimo, terminiamo la battaglia. Andiamo a vedere il replay. 814. Ho detto che era abbastanza brutta. Loro hanno perse 2006. Non male. Più di 3 volte noi. Ok. Ottimo, perfetto. Va bene, loro completamente fatti fuori. Ottimo. Il generale lo andiamo a schiavizzare. Ed è aumentato il grado. Beh, ci sta. Dopo aver affrontato uno dei generali più forti spartani, direi che ci sta. A cibo non siamo messi bene, purtroppo. Aumentiamo il mantenimento. Cioè, scusate, diminuiamo il mantenimento e aumentiamo anche la capacità di movimento della legione. Qua ci dà meno disordini, ma non mi interessa onestamente. E velocità di reintegro. Va bene, vediamo qua cosa può prendersi il nostro generale. Bonus alla carica per tutte le cavallerie. Qui ha più astuzia, ordine pubblico. Non c'è niente che tiene a livello militare. Vediamo. Questo, dai. Diamogli veterano orbo. Puntiamo un po' sul tiro, visto che qua il tiro ne abbiamo ancora parecchio, ne è rimasto. Mentre invece per quanto riguarda le truppe, poca roba è rimasta, poca roba.
Potrei sicuramente selezionarne qualcuno. Allora, torniamo indietro, magari ancora più vicino alla città, e cerchiamo di reclutare uomini. Questi li fondiamo, anche perché tenerli così non ha senso. Cioè non hanno utilità tenuti così. Anche la cavalleria la uniamo e il resto mi sembra abbastanza messo bene. Allora, vediamo di prenderci qualche esercito, qualche truppa, diciamo, che può fare il caso nostro. Questi sarebbero interessanti, peregrini. Sono degli arcieri, scusate, dei cavalieri astati. Mm. Questi sono i frombolieri. Mi piacerebbe provare anche qualche arciere. Qualche arciere non mi dispiacerebbe. Allora, io andrei sui legionari corazzati, perché ne abbiamo pochi. E poi io direi la cavalleria, che non possiamo permetterci. Va bene, dai. Rimaniamo così allora. Legione 13ª Marzia può aumentare il suo livello, ok. Facciamo mantenimento. Più morale o autorità. O i costi di costruzione, ma non è che mi interessano. Andiamo a fare questo e anche questo a questo punto. Bene. Bene, bene, bene. Sì, ci avanza 800, vabbè, questi 800 ce li teniamo in saccoccia. A nord la situazione è stabile, sì. Va bene, direi che abbiamo fatto tutto questo turno qua, tutto quello che potevamo fare. La flotta l'ho spostata, quindi sì, 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 sì. Va bene, allora andiamo avanti e vediamo cosa accade. Cosa succede? Ci chiedono la pace gli Iceni, ma io voglio mantenere la fedeltà storica, quindi a sto giro no. Tra l'altro ci chiede la pace perché? Perché sono in guerra con tutti. Di sicuro. Ah, non ho mosso queste truppe? Sì, però in realtà non è che mi stuzzicavano il muoverle. Eccoli che ci riattaccano. Ci riattaccano e questa volta sono molto superiori a noi. Almeno dice così il gameplay, il gioco. Allora, andiamo ad analizzare un attimo la situazione. Noi intanto abbiamo un Appio Quinto Silano che è diventato maggiormente esperto. Diciamo che è un medio-alto generale. Le truppe non sono proprio messe benissimo, solo che loro hanno delle truppe molto forti, perché questi mi sembra che siano parecchio forti. Tra l'altro con un'esperienza abbastanza buona. E il loro generale è Aristocle a sto giro, che ci minaccia. Vabbè, vediamola, dai, ce la giochiamo. Vediamo cosa ci dà il computer. Aggressione 20%, equilibrio sempre una sconfitta, mentre invece modalità di protezione vittoria pirrica. Probabilità molto alta, ma io direi che invece andiamo a giocarcela sul campo di battaglia. Andiamo subito a giocarcela. Ah, una mappa che mi ricorda uno dei combattimenti che ho fatto con Giamma ai tempi. Sì, era proprio questo il terreno. Abbiamo un terreno libero, centro, diciamo ovest, mentre invece a est avevamo proprio delle montagne. Erano fatte in maniera un po' diversa, però sì, erano proprio delle montagne. Qua, ragazzi, ci dà agio a delle manovre interessanti. Bisogna vedere qua se arrivano prima loro sulle montagne o noi. Solo che a me conviene. Ah, ma guarda io qui che cos'ho. Interessantissimo. Interessantissimo. Wow, ragazzi, da qua tanta roba, eh.
Allora, magari lo spostiamo leggermente più avanti, però tanta roba. Lo facciamo un po' più in basso così siamo sicuri che gli scorpioni arrivino. Però ragazzi, immaginatevi salire questa montagna con gli scorpioni qua che ti vogliono fare le chiappe. Ottima roba. Allora, la cavalleria ce la giochiamo. Ce la giochiamo in questa posizione. Ma non credo che sarà l'unica. Adesso vi faccio vedere quello che voglio fare. Allora, gli arcieri sicuramente li andiamo ad arroccare in posizione elevata qua perché stanno bene. È chiaro ragazzi che il rischio di posizionarsi così vicino alla linea rossa è che se questi vanno in fuga è finita il gioco. Perché andrebbero subito in una posizione di ritiro. Le ho messe storte, scusate. Le raddrizziamo. Eccolo qua. E poi vediamo se riesco a fare qualche magheggio. Allora, loro sicuramente se ne staranno qui a difesa. Voi anche. A questo punto li metto di qui. Il generale guiderà la nostra cavalleria insieme a 2 truppe di terra. Perché l'obiettivo è utilizzare questi alberi per andare a attaccarli di lato, il lato est, sperando che non sia così grosso e voluminoso. Ok, direi che abbiamo fatto tutto. Vediamo adesso questa parte qua di sfruttarlo. Guardate quanto è pendente, veramente tantissimo. Veramente tantissimo. Vedremo se riusciremo a sfruttarla a dovere. Mi piace, è proprio bella, Va bene. L'unica cosa che voglio fare è... Abbiamo strecciato al massimo. Sì, li abbiamo strecciati al massimo. Va bene. Allora iniziamo la battaglia e vediamo un po' come va la situazione. Ed eccoli che si avvicinano i nemici. Puntano alla montagna. Chissà se riusciranno. Ok ragazzi, stiamo già tirando con la nostra artiglieria. Mamma mia che gittata. Che gittata mostruosa. Vediamo qualche... È così lontano che non riesco neanche a vederli. Oh ragazzi, colpiscono, colpiscono duro. Però non vorrei che... Qua piuttosto voglio che mi prendiate questi. Dai ragazzi, forza. Tirate sul mucchio. Bene, 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 bene. Già 10 uomini persi. Dai, dai, dai. C'è qualche proiettile infuocato? No. Non mi serve. Continuiamo a fare danno. Wow. Mi ho tolto un bel po' di truppe, Adesso stanno sbagliando un po' il tiro. Attenzione, sono in corsa. Attenzione. Questi sono tiratori. Via. Usciamo. Non una grande imboscata, però. Attenzione qua. Mettiamoci in sicurezza con le testuggini. Allora, vorrei rispondere al fuoco, ma per ora stiamo in testuggine. Va bene, si sono spostati. Bravi, che hanno evitato un po' il mio attacco. Ma adesso facciamo danno da questo lato. Purtroppo sono riusciti a schivare i nostri colpi. Attenzione a questi, Attenzione a questi. Spostiamoci un po'. Ok, hanno mangiato la foglia. Ok, vai. Muro di frecce per loro. Questi rompono veramente le palle. Che cacchio fanno? Andiamo a dargli un assaggio di che cos'è Roma. Qua ci tirano. Troppo. Allora, è il momento di rispondere anche noi al tiro.
Dai ragazzi, forza però, quanto tiro? Dai, 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 dai. Dai, dai, dai. Il tiro c'è. Attenzione. Ok, questo è andato tutto quello che avevano da dare. No, lasciamoli qua. Così. Benissimo, il tiro funziona alla grande. Il tiro funziona alla grande. Ragazzi, giriamoci però. Attenzione. Ok. Devo andare a intercettare gli arcieri. Devo andare a intercettare gli arcieri. Qua siamo finiti in bocca ai nostri avversari. Stringiamoci. Stringiamoci. Ragazzi, usciamo da qua però. Usciamo da qua. Ragazzi, usciamo da qua. Usciamo. Andiamo qua. Ok. Ah, triturati. Cavalleria triturata. Attenzione. Non li ho visti. Non li ho visti. Non li ho visti. Ritiriamoci. Ritiriamoci. Non li ho visti. Non li ho visti. Vabbè, l'artiglieria ormai è andata. Non c'è molto da fare. L'artiglieria ormai è andata. Attenzione. Attenzione, loro potrebbero andare in attacco, visto che non hanno più da tirare. Vabbè, anche loro in realtà. Invece voi potete ancora tirare. Dov'è la nostra cavalleria? Ah, ragazzi. Disastro, disastro. Dai, 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 forza, forza, forza. No, no, continuate a combattere. Questa cavalleria è intrappolata, non riesce a uscire. Viene decimata dal nemico. Porca miseria. E decimato. Ok, le arcieri qui li abbiamo presi. Andiamo a prendere questi di arcieri perché si stanno riprendendo. Cavalleria è andata. Purtroppo. Bene, qua abbiamo fatto un bel panino. Bene. Andiamo avanti con questi. Forza ragazzi, non mollate. Un po' di danni li stiamo facendo, Un po' di danni li stiamo facendo. Mandiamo 2 truppe di queste come rinforzo qua. Vediamo, ma scendiamo con queste. E vediamo. Il tiro continua a massacrarci. Qua si è impantanata ancora la cavalleria. Quando gli avevo detto di andare qui, maledizione. Cavalleria devastata. Cavalleria devastata, signori. Mamma mia, il tiro impietoso. Il loro tiro continua a farci male. Continua a farci male. Adesso vediamo se riusciamo a prenderli da quel lato lì, ma la veggo dura. Voi scendete la montagna a questo punto. Non è che si può fare molto. Ah, c'è questo da prendere. Dai. Vediamo un po', ma ancora su maledizione. Maledizione questa cavalleria qua. Ma perché fa così? Questi 11 uomini indisciplinatissimi. Qua potremmo vincerla. Qui sicuramente la andiamo a perdere. Bisogna vedere un attimo la tenuta del generale loro, ma il generale loro è tosto, A prenderci gli arcieri. È tosta, è tosta. Guardate qua che belle scene queste, mamma mia, bellissime. Spartani sotto il sole contro i romani. Bellissimo. Ma non dimentichiamoci che c'è anche il resto della battaglia. Sì. Ok, dai, qua qualcosina abbiamo fatto fuori. Anche se ormai gli arcieri no, hanno ancora del tiro. Andiamo su quelli un po' più facili da colpire. Spiriamo il gruppo. Abbiamo ancora gli eserciti. Ma guardate qua, ce ne sono 3. Molto forti questi. Sarà difficile. Andiamo sul generale. Qua sto
Sto perdendo, qui abbiamo vinto, ok. Qui c'è una situazione intermedia. Andiamo avanti con la nostra cavalleria, bene. Allora, con la cavalleria andiamo a prendere questi. Il generale rimane a combattere contro di questi, sperando che non muoia. Sperando. Qui scappano i nostri. Generale nemico circondato. Ma sono spartani reali. Avranno un morale altissimo, altro che. E le nostre truppe non sono così messe bene. Qui c'è la corte però di aquile, vediamo. Vediamo. Scontro tra due grandi unità. Qui abbiamo sicuramente la peggio. Qui anche non siamo messi proprio benissimo. Ok, però avevo detto di inseguirli, ragazzi. Generale di inseguire questi, però. Difficile, c'è un rientro o fuggono questi definitivamente? Mi sa che fuggono. Sì, sono fuggiti. Ok, abbiamo perso un'unità in campo. Ok, qui incredibilmente instabili. Perché non sono al massimo gli spartani delle loro forze. Il generale che acquisisce un altro livello, però ha subito parecchie perdite. Qua la situazione sembra non sbloccarsi. I cavalleri sono ritornati in battaglia questi. Attenzione. Andiamo qua, che senza il generale non si va da nessuna parte. Ok, benissimo, sono stati fatti fuori. Abbiamo perso un'altra cavalleria. Ok, riaduniamoci qua per quanto riguarda le cavallerie. Adesso non c'è molto da fare, Andiamo avanti un po'. Ok, qui Roma si lampeggia, ma va bene. Ho idea che avremo la peggio. Questi ci vogliono caricare dal dietro? Non c'è molto da fare, L'unica è prendere proprio il generale. Andiamo a fare razzia sul campo di battaglia. Ok, abbiamo vinto incredibilmente qua. Incredibilmente. Scappano. Incredibile, spartani reali scappano. Scontro. Incredibile, scappano anche loro. Vabbè, ma non ci credo. Ma è possibile che le picche scappino? Forse il livello di difficoltà non è così. Cioè ci premia, ecco, diciamo questa cosa. Anche qua abbiamo vinto, incredibile. Allora ci buttiamo a questo punto qua sopra. Cioè dire che siamo anche in pendenza favorevole per noi, però ragazzi, mamma mia. Bene, l'essere favorevoli però. Un po' troppo dalla nostra parte, se devo essere onesto. Tanto facciamo un po' di gente, va. Il generale magari lo portiamo qua che diamo un po' di morale e di boost. Questi risalgono. 92. Vediamo di colpire questi se riusciamo. Questo impatto bellissimo. Guardate qua. Rosso su mantelle rosse. Scudi rossi su mantelle rosse. Non se l'aspettavano. Circondati. Circondati. Lampeggiano. Dai, forza ragazzi. Il generale è arrivato per dargli un manforte. E via di bonus. Il loro generale che lascia dopo essere stato circondato. Ha resistito tantissimo da solo, ma non può fare nulla. E adesso iniziano a mollare anche loro. Entriamo dentro con la cavalleria in maniera del tutto accidentale e anche loro diventano bianchi. E tutti diventano bianchi. Signori, abbiamo vinto questa battaglia incredibile, perché non l'avrei detto onestamente. Non l'avrei detto. Teniamo la battaglia. Abbiamo fatto comunque 653 morti nostre.
Mamma mia, loro erano persi tantissimi. C'è da dire che questi non erano fortissimi, nonostante comunque avessero tante frecce a loro disposizione. Se questi fossero stati degli uomini forti, ci avrebbero sicuramente devastato. Anche questi sono mercenari, no, forse uomini... non so se sono mercenari o uomini presi dal territorio autoctoni. Però devo dire questi veramente forti, anche se mi hanno un po' deluso, se devo essere onesto. Ne abbiamo perso 653 uomini, che è fondamentalmente un terzo. 6, 12, 18, un terzo, anzi più di un terzo del nostro esercito. Considerando che dall'alto li abbiamo fracassati non male, devo dire, con il tiro. Questo è stato 178 morti, ha fatto tantissime. Considerate che la corte ne ha fatte 308. Però deluso un po' il tiro. Pensavo facessero più uccisioni, invece alla fine poche. Ma va bene, dai. Roma vittoriosa. Roma vittoriosa. Allora, devastati completamente. Ah, cavoli. Devastati completamente. Wow. Noi abbiamo perso 2 cavallerie, tra l'altro molto forti. Se ne è salvata una. Andiamo a schiavizzarli. Mamma mia. Ma non ho i numeri per attaccare Sparta, secondo me. La città non ce la faccio a prenderla. Pergamon chiede la pace. Però ragazzi, io sono dell'idea che dobbiamo spingere e andare a prenderci queste parti qua. Quindi non posso chiedere la pace. Tra l'altro Pergamon molto alleata loro. Ovviamente loro perché sono in guerra con noi. Sì. Sì, mi sa che con il fatto che mi chiede la pace c'è un po' la caduta, diciamo, di questa lega. Non me l'aspettavo. Alla faccia della pace. Madonna, ma si sono... Cosa hanno mangiato? Steroidi a colazione. Madonna. Madonna. Eretteo... L'hanno presa male, eh. Akron ed Eretteo. Eretteo secondo me è il... non so se è il leader della fazione. Mamma mia. Settimo Culleo dovrà scontarsi ancora la legione decima africana contro gli dei della guerra e gli Akatonchiri. Wow ragazzi. Altra impresa eroica per la decima africana o soccomberà come la prima volta? Riuscirà a vendicarsi la legione decima oppure no? Ragazzi, fatemi sapere il tifo, datemi il tifo qua sotto nei commenti, perché il prossimo giro ce la giochiamo alla grande questa battaglia. Grazie per essere rimasti con me e noi ci vediamo ad un prossimo gameplay. Ciao ragazzi. Dai che non vedo l'ora. Si chiamerà la vendetta della decima africana. Forse.